Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2-3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Edizione del mattino del nostro infofriulitv.net, buongiorno a tutti. Apriamo subito con un aggiornamento in merito al volo che è atterrato ieri sera in arrivo da Londra al Trieste Airport. Risulta una persona sola positiva, si tratta di un'italiana asintomatica che è stata trasferita successivamente in un Covid hotel della provincia di Gorizia, dove rimarrà il tempo necessario alla sua negativizzazione. Taglieggiava i connazionali che giunti in Italia erano ancora in attesa di trovare un posto di lavoro ed una sistemazione per ottenere i documenti in regola. Per loro erano botte e percorse per estorcere quei pochi soldi che avevano portato nel nostro paese per iniziare, come si dice, una nuova vita. Nei guai un romeno di 36 anni che nella nottata scorsa è stato intercettato da una pattuglia della stazione carabinieri di Villa Officina che presidiava l'ex confine di Stato. Ai militari l'uomo è apparso subito molto nervoso. Conferma del suo stato d'animo la si è avuta al termine del controllo. Per il romeno, infatti, era destinatario di un ordine di carcerazione per un residuo di pena di 2 mesi e 15 giorni. Dopo le formalità di rito è stato accompagnato dagli stessi militari dell'Arma al carcere del Coroneo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un 19enne è stato denunciato dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Muggia per possesso ingiustificato di un coltello. Agenti della Volante, come detto, hanno notato all'interno della zona bancomat in pieno centro della cittadina rivierasca triestina. Alla vista degli operatori ha cercato di nascondersi, è stato identificato e chiesto della sua presenza, dopo è stato trovato il coltello, successivamente posto sotto sequestro, accompagnato negli uffici della Questura di Trieste. Dopo le formalità di rito è stato deferito alla Procura della Repubblica e sanzionato per la violazione della normativa antipandemica. Un'altra vittoria per Impresa Friulana al Top of the PID, premio voluto da Union Camere, promosso con i punti impresa digitale della Camera di Commercio sul territorio, che mira a mettere in luce le imprese innovative e i loro percorsi digitali, in grado di favorire la ripartenza dello scenario post-Covid. Questa volta, agli inizi di dicembre, uno dei premi è andato a
Emalab, impresa guidata da Alessio Botos e Emanuele Flumian, specializzata nella comunicazione digitale, ed è proprio un originale strumento di comunicazione che prende il nome, progetto che ha consentito alla società di ricevere il prestigioso riconoscimento nazionale. I complimenti sono arrivati direttamente dalla Camera di Commercio Udine-Pordenone. È in programma nella giornata odierna, alle 15:30 a Udine, la sottoscrizione del nuovo accordo di partnership fra la Fondazione Friuli e la Fondazione Pordenone Legge. Saranno i rispettivi presidenti, Giuseppe Morandini e Michelangelo Agrusti, a siglarlo nella sede friulana della Fondazione Friuli. Fra le due intercorre da tempo una consolidata collaborazione che si focalizza in particolare negli eventi annuali della Festa del Libro con gli autori nel mese di settembre. Un rappresentante di Fondazione Friuli, inoltre, siede in via permanente nel Comitato Strategico di Fondazione Pordenone Legge. E con questo è tutto, vediamo appuntamento più tardi per le altre notizie. Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay.